Mister, sono 3 punti importantissimi, devo dire, la sua. Direi di sì, era una partita a cui ci tenevamo molto perché anche domenica scorsa con Sandonà hanno avuto grandi occasioni, però potevamo fare il 2-2. La cosa che devo dire ai ragazzi è che io sono qui da 2 mesi e mezzo, stanno cominciando a fare quello che noi facciamo in allenamento. Quindi il mio compito è dare la possibilità ai ragazzi di fare quello che facciamo in allenamento e oggi ci sono riusciti perché per un po' di sprazzi ho visto anche un buon calcio da parte del Giorgione, credo. No, no, indubbiamente si sono viste anche delle belle triangolazioni, delle belle giocate. Poi quello che forse sorprende un attimino è che c'è questo gioco, da penultima in classifica, c'è questo gioco che si sta vedendo. Appunto, ripeto, sono 2 mesi e mezzo che sono qua, ho cercato di impostare il lavoro in un certo modo e i ragazzi stanno facendo quello che adesso gli ho sempre detto da 2 mesi e mezzo, quindi io sono contento per questo, perché dopo il risultato è una conseguenza. Anche l'ultimo arrembaggio del Portsmouth non vi ha messo granché in difficoltà, invece palle lunghe, insomma, Sì, però. sì, 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 beh, allora nel calcio quando uno è in difficoltà deve usare i propri mezzi e quindi quando siamo in difficoltà è giusto magari far salire la squadra e riposare. Oggi era fondamentale fare i 3 punti per cercare di stare attaccato a Giulia, perché noi ci crediamo di raggiungere Giulia per arrivare non penultimi ma terzultimi e quindi oggi è andata così. Adesso i risultati non li so. Giulio mi pare che Però abbia pareggiato, mi pare. Perdeva, mi pare che abbia se ha pareggiato. pareggiato abbiamo Sì. preso 2 punti, quindi per noi va bene insomma. Dai.